Eder, Mech, Pallister. Sentiamo? Sì, io sto registrando. Io non la vedo. Vedete voi? Vedete? Comunque non ha nessun odore. Bene. Non è facile. Voi? Chi la riconosce? Comunque non ha nessun odore. Qui. Come cacchio è? Vedete? O no? Non è che si veda molto, si capisca molto. Abbiamo un'altra fila qua, la forza l'abbiamo ritornata. Ok, insieme al pista, dottor? Che dite? Dopo noi non l'avevo girata dall'altra parte. La girata? Non riesce a capire, Non si riesce a capire, no? No. Se non la giriamo non si capisce niente. No. Ma dai, ma i giornalisti devi fare una roba loro. No, niente odore. No, niente odore. Io non lo vedo però il ciuffo bianco. Tanto ormai abbiamo fatto conto. L'orologio anche qua. L'orologio. L'orologio rosa. L'orologio poi è rosa. Sembra che sia bianco. Ma questo è il cordino che c'era. Ma un tuffo c'è. C'è il ciuffettino? Ma sì. Pannelli non c'ha niente. L'orologio colore rosa. C'è sempre il ciuffetto là. Questo è il ciuffetto. Apparentemente sembra quello. Però non ha niente odore. Vero? No, quello niente. Ma come mai? Ma non è per me. La provvista se non sa Anche. Oh, beh no. Consulenza tecnica collegiale radiologico forense e medico legale del PM, sul posto personale della squadra mobile della locale questura con il signor dirigente, personale del gabinetto di polizia scientifica, personale della squadra volante e più squadre dei vigili del fuoco, che illuminavano l'area, tutti coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste dottoressa Maddalena Kergia, presente sul posto. Presenti pure, a scopo meramente didattico, 2 medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Trieste. Per quanto possibile, in ambiente aperto, venivano rispettate le previste norme anti-Covid. Effettuare un esame di raffronto tra i DNA rinvenuti nei prelievi subungueali, sulla bottiglietta e sugli slip con il profilo genetico di Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Fulvio Covalero, Pier Giorgio Visintin e gli altri soggetti attenzionati nell'indagine. Sapete già la data della riesumazione? No, assolutamente. Noi abbiamo anche sentito la Procura che ad oggi non ha dato informazioni in tal senso, quindi l'abbiamo acquisito come l'hanno acquisito tutti. Sergio è rimasto molto male di questo perché un atto così importante andava anche comunicato con una certa delicatezza. Questo è successo e ad oggi noi non abbiamo nessuna informazione in tal senso. Secondo Sebastiano, Liliana ha sempre espresso il desiderio di essere cremata. Questa cosa a te risulta, Silvia? No, non è vero. Non è vero, io gliel'ho chiesto quando ho cremato mio marito che era presente sulla barca con le ceneri. Lei non l'avrebbe mai... Lei voleva una tomba per avere un fiore che qualcuno glielo portasse. Non l'ha voluto neanche per la mamma. E invece naturalmente siete a favore della riesumazione? Certo, qualsiasi cosa può essere utile. A noi ci serve la data della morte, quello ci serve. Tutto deve partire da là. Uno degli errori più gravi quando è stata ritrovata Liliana è che non è stata misurata la temperatura del corpo. Non c'erano termometri, la temperatura ambientale, la temperatura del cadavere, che già è una violazione enorme per quanto riguarda poi la possibilità di ricostruire l'epoca della morte. Poi attenzione, c'è un dato importante, siamo al 5, poi c'è stata l'Epifania, Liliana subisce poi l'esame strumentale della TAC l'8, sempre nella sacca, viene riaperta il 10 e poi l'autopsia viene fatta l'11, dopo 6 giorni, conservata una temperatura di 12 gradi
Noi abbiamo sempre detto che questo risultato non poteva dare poi un parametro, quella certezza. Abbiamo avuto sin da subito, noi abbiamo fatto un'opposizione, una memoria e abbiamo inserito questo documento per dimostrare con il massimo rispetto però che i protocolli operativi sono saltati, quelli base, perché si è cercato soltanto di capire, non di preservare la scena, le tracce e tutto, ma di capire se quella donna fosse o meno Liliana. Perché quando dicono il ciuffetto la girano, il ciuffetto, parlano dell'orologio rosa, è evidente, avevano questi elementi, parlano del neo, e dopodiché viene chiusa e viene riaperta al 10. È stato tutto fatto male, proprio male. Ma una domanda, come facevano a sapere dell'orologio rosa? Anche. Noi non lo sapevamo fino a quando non l'abbiamo visto a riconoscimento in questura. Sì, loro praticamente E loro avevano, come sapevano dell'orologio rosa? avevano già notizie prima di rivenire, appunto, tutto. È incredibile. Bah. Il sacchetto, come diceva la dottoressa, che voglio ricordare che la nostra consulente Marina Bardi ci ha aiutato tantissimo dall'alto della sua esperienza con una memoria molto importante. Il sacchetto, il cordino è stato conservato poi all'interno di quella sacca e poi è stato riaperto giorno 10 quando la polizia poi ha fatto un'ispezione. Sergio, da quanto non parli con Sebastiano? Praticamente non parlo dalla settimana dopo, che mi diceva aspetta, andiamo a cercare Liliana, vediamo. No, aspetta, e non mi ha mai detto perché, cosa dovevo aspettare, questo. E dopo, non so, ho avuto occasione anche di sentire le dichiarazioni che ha fatto al procuratore capo, al sostituto del procuratore, proprio l'audio di cosa ha dichiarato, diciamo tutte le incongruenze, come dice anche lui, che invece per me sono bugie, che ha cambiato più volte dopo le versioni. E nonostante tutto non ci sono state conseguenze. Mi chiedo come mai. Spero che queste ulteriori indagini possano appunto portare alla verità vera. Per 2 o 3 settimane ha raccontato in TV cose che a me ha raccontato altre, come può essere salita su un'auto, la luce accesa dentro casa, gli orari non combaciavano con quelli che aveva detto a me. E quando ho cercato le prime volte di avere una spiegazione è stato sempre reticente, non è mai stato chiaro. A quel punto là uno come fa a fidarsi? Io non dico che sia colpa sua, che abbia fatto lui qualcosa di male a Liliana, ma certamente tutta la verità di quel giorno non l'ha raccontata. Esatto. Il fatto che gli amici dicono che hanno litigato, li hanno sentiti litigare, lui dice di no. Il fatto che adesso sta dicendo che piangeva durante la notte e tu alla mattina non fai niente. Tua moglie piange, trema tutta la notte e tu alle 7 dici di essere andato via, a me dici di aver fatto colazione insieme. Ti chiedo com'era vestita, visto che hai fatto colazione insieme, non sai dirmi se aveva il pigiama. C'erano 2 giorni dopo, non erano 3 mesi, 6 mesi o 2 anni, erano 2 giorni dopo questo. Poi tante altre piccole cose che ho già detto, Quando forse qua non è, che butta via stasera non è il caso di ribadare, però io non me la sono sentita di non andare a raccontare quello che sapevo, non quello che non sapevo, quello che mi ha detto lui davanti anche a mia figlia, quindi io non me la sono sentita. Quando abbiamo detto com'era vestita, hai tante foto. Io ho mandato Sergio a fare la foto dell'armadio perché abbiamo detto, tra tante foto di Liliana con i giubbotti, confrontiamo i giubbotti dentro l'armadio, almeno sappiamo com'era il giubbotto quando è uscita. Non siamo riusciti a farlo. Il giorno del riconoscimento ho detto il giubbotto che metteva sempre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.